di Pordenone. Raffaele Padrone, partono i 2 minuti dalla mia domanda, grazie. Segretario generale dell'UGL Sicurezza e Friuli Giulia, avete avuto come organizzazioni sindacali di polizia un incontro con il ministro Alfano su questi probabili tagli dovuti alla spending review. Alla fine, al termine della riunione, siete rimasti soddisfatti o avete ancora qualche dubbio? Beh, qualche dubbio c'è, perché, come dice il vecchio proverbio, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, anche perché 11 mesi che attendevamo questo incontro con il ministro Alfano e finalmente si è ricordato di essere il nostro ministro. E quindi capisce bene che sono stati portati lì sul tavolo delle trattative argomenti e temi seri, dal contratto scaduto al 2009, da un blocco stipendiale del 2010, un riordino delle carriere, è stata promessa una legge delega per questo, e questa famigerata chiusure selvagge, perché io così le chiamo, perché questa pianificazione, se ci deve essere una riorganizzazione, benissimo, ci deve essere una riorganizzazione, ma non ci deve essere una disparità. Allora, direttore, come dicevamo la settimana scorsa per le macchine, no? le do questi dati. Queste chiusure sono chiusure di cui si parla dal 2000. Non chiusure che si parla da ieri o dall'altro ieri. Bene, sappia questo, che per i carabinieri dovevano essere chiuse 73 caserme, nel frattempo ne hanno aperto 132. La Guardia di Finanza ne doveva chiudere 87, ne ha aperte 126. La polizia, avendo un organico di 15-20 mila uomini in meno, era quella in cui dovevano essere aperte 88 distretti nuovi di polizia, ne hanno già chiusi 28 e ne devono chiudere altre 261. Allora c'è questa disparità. Se ci deve essere organizzazione ci sia per non avere sovrapposizione, ma non dobbiamo militarizzare le città. Padrone, grazie. Segretario generale dell'UGL, siamo in par condicio. Purtroppo devo far così perché